Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio dal Parco Enrico Mattei, benvenuti a San Donato per kick-off Lazio Calcio a 5, è la quinta giornata del campionato di Serie A della divisione Calcio a 5, la kick-off e la Lazio arrivano con 6 punti in classifica, la kick-off ha vinto l'ultima in casa contro il Molfetta, ha solo vinto qui a San Donato e vuole continuare la striscia positiva, oggi contro una Lazio che arriva invece dalla sconfitta per 4-0 contro il Bitonto. Benvenuti da Marco Pagano per quello che è un pomeriggio qui a San Donato molto importante per la kick-off, che dopo un avvio a stento, soprattutto in trasferta, vuole cercare di raddrizzare il tiro e oggi lo farà contro la Lazio, una Lazio di Daniele Chilelli che presenta diverse individualità di livello. L'anno scorso vinse qui 6-4 in una gara in cui furono decisive le doppiette di Pereira e Colucci. Oggi le due non ci sono più per la banda di Chilelli, tante variazioni in estate, la volontà oggi chiaramente di provare a ottenere punti importanti, visti i due successi arrivati contro Montesilvano e Molfetta, gli stessi successi di fatto che sono stati guidati anche dalla banda di Riccardo Russo in avvio di questo campionato. È stata sconfitta anche nel derby, il primo derby di questo campionato contro la Roma, risultato totale di 5-2 in favore delle giallorosse, e la Lazio oggi cercherà dei punti per provare a rialzare una classifica che per adesso chiaramente non può convincere. Arbitrano l'incontro Chiara Perona di Biella, insieme a lei c'è Carlotta Filippi di Bergamo e Laura Anuardi della sezione di Varese. Kick-off, come detto, che ha vinto sempre in casa, l'ha fatto molto bene nel successo contro il Molfetta, ha stravinto con il Montesilvano con la prima tripletta stagionale da parte di Gabi De Sousa, è partita benissimo anche Baldassarri, già 4 gol in questo avvio di campionato, quindi certo sono le due da tenere in considerazione. Oggi la grande novità per la kick-off è l'esordio dal primo minuto di Jessica Manieri qui a San Donato, prenderà il posto di Bruna Borges, anche ovviamente nell'individualità di una ragazza che ha vinto tanto, è arrivata da Montesilvano in estate, classe 92, e può di certo trascinare le sue ragazze verso una nuova stagione avvincente. Confermata Pepe in porta, ci sono Coppari, Bovo e Gabi De Sousa a completare di fatto il quintetto in movimento. La Lazio invece che conferma in porta Monteiro, davanti a Monteiro Scicleri, Pantano, il capitano Barca e Costa. Tutto pronto per l'avvio di Lazio Bitonto, con la kick-off che attende nel primo possesso della Lazio. Dopo la sconfitta col Bitonto vuole tornare a vincere la squadra di Chilelli. Primo pallone per la Lazio, è iniziata la quinta giornata tra kick-off e Lazio con la conclusione da parte di Monteiro, quindi Monteiro confermata in porta insieme a Scicleri, Barca, la numero 2 Pantano e la numero 9 Costa. Movimento di Gabi De Sousa che prova ad andarsene col mancino, deviazione in calcio d'angolo, il primo squillo della kick-off dopo appena 16 secondi. Prima chance per la squadra di Riccardo Russo, che adesso potrà andare al calcio d'angolo con Manieri. Bovo amministra, Gabi De Sousa controlla, prova a seguire Gabi per Bovo, si è sganciata dalla marcatura Coppari che ha teso il pallone in avanti, rimessa laterale per la kick-off che ripartirà proprio dall'ex giocatrice di Pescara e Montesilvano. Pallone sgonfio, chiede il cambio immediatamente Arianna Bovo e lo ottiene. Manieri allarga per Gabi, finta e non trova la soluzione. Pantano, Barca, palla in avanti, Costa non controlla, Bovo in anticipo, Manieri
fa ripartire adesso la kick-off con Gabi De Souza, movimento avanzato, Coppari scavalcata dalla linea di passaggio, palla che termina direttamente sul fondo, si ripartirà. Col possesso della Lazio, Sciclari ad impostare, palla in avanti dove c'è Costa. Buona chiusura di Gabi De Souza, lo strappo di Gabi, punta alla porta, Gabi, chiusa da Sciclari. Semplice rimessa per la kick-off, buon avvio però per la squadra di Riccardo Russo. Siamo all'interno del secondo minuto. La kick-off ha già avuto un'occasione importante con Gabi De Souza, neutralizzata da Monteiro in calcio d'angolo. Battuta all'indietro per Gabi che calcia, ancora Monteiro, secondo corner, secondo intervento di Monteiro su Gabi De Souza. La kick-off preme per cercare il gol del vantaggio in questo avvio di partita. Bovo, Manieri, deviato, e allora altro corner, il calcio d'angolo numero 3. Battuto adesso da Arianna Bovo, scodellato per Gabi, anticipata da Sciclari, via il contropiede della Lazio. Sciclari per Costa, troppo lungo questo pallone. Ne approfitta Pepe, ha sprecato tutto la Lazio che adesso però si deve difendere dal tentativo di Coppari in verticale per Bovo. Chiusura di Monteiro, terza ottima parata del portiere della Lazio in un avvio in cui la kick-off ha già avuto 3 occasioni, ma anche rischiato tantissimo sul contropiede mal gestito da Costa. Manieri, Bovo, Coppari, buon ritmo in questo avvio a San Donato. Manieri per Arianna Bovo, Gabi De Souza si muove in verticale, poi ottiene il possesso. Coppari con l'esterno, torna da Manieri, anticipo di Costa, semplice rimessa, la kick-off vuole muovere subito il possesso, torna dalla 10, Manieri, De Souza, calcia col destro, questa volta non inquadra lo specchio, palla direttamente sul fondo. Si è fatta male nell'ultima occasione Costa, in scivolata, chiuso la corsa di Arianna Bovo. Zoppicante chiede cambio immediato, la numero 9 della Lazio che lascerà il campo al posto della numero 7. Entra in campo Barbara Masaro, andrà là davanti la numero 7 al posto di Costa. E la Lazio riprende dal basso col possesso per il capitano Barca, Pantano. Barca messa in difficoltà da questo pallone di Pantano. Sciclari alza la traiettoria, pallone scomodo, mal gestito da una Lazio che comunque ottiene il primo calcio d'angolo di questo avvio di partita. Andrà Sciclari a battere. Masaro sbaglia l'appoggio, restituendo di fatto immediatamente il possesso alla kick-off che riparte adesso da Gabi De Souza. Bovo dall'altra parte, movimento di Manieri, vuole chiudere il triangolo che però non c'è. Allora Coppari, De Souza, Pepe, alza la linea adesso Coppari, senza riuscire però a inquadrare la linea di passaggio proposta da Pepe. Coppari, torna in possesso, conclusione tentata dalla distanza. E Bovo ottiene la rimessa, la kick-off, torna immediatamente in possesso con intensità. La squadra di Riccardo Russo sta provando a guidare questo avvio, si è scoperta soltanto in un caso in questi primi 3 minuti. Il risultato resta di 0-0 tra kick-off e Lazio. Coppari, Bovo, buon dribbling, passa Bovo, punta alla porta, Bovo, ancora in uscita. Monteiro si divora il gol del vantaggio. Arianna Bovo che adesso torna in possesso, punta Pantano. Coppari non riesce a liberarsi del pressing e allora riparte Masaro, però con la punta mette fuori. Rimessa conquistata dalla Lazio che respira dopo il quarto pericolo di questo avvio. Bovo non è riuscita a concretizzare un vantaggio che aveva ottenuto sul campo. Sciclari
lancia in avanti, la palla termina direttamente sul fondo, sarà Pepe a rimetterla in gioco. Baldassarri intanto è rientrata in campo, come ho detto fattore decisivo in questo avvio di campionato per la Kickoff, con 4 gol siglati in stagione. Coppari va a servire proprio la numero 22 della Kickoff. Coppari anticipata, palla che resta in zona Pantano, che spreca, pallone comodo per Pepe, pronto a rimettere in gioco subito ripartendo da Manieri. Bovo torna da Manieri, Siclari gioca d'anticipo, allarga sulla destra dove libera Barca. Masaro se la porta sul destro, poi sterza, trova il movimento per calciare. Buona la risposta di Pepe, sarà calcio d'angolo, sta crescendo però la Lazio in maniera pericolosa. Non siamo all'interno del quarto minuto. Siclari va dentro con questo traversone, direttamente fuori dall'altra parte, possesso per la Kickoff. Baldassarri guida il contropiede, allarga per Coppari, se la porta sul destro, Coppari incrocia. Facile in questo caso la risposta di Monteiro. Siclari non trova appoggio per Pantano, semplice rimessa per la Kickoff. Diversi gli errori in questo avvio di una Lazio che sta impostando quando può. Chilelli va a dare indicazioni della panchina. Ed è pronta la numero 5, Siclari a rimettere in gioco per la Lazio. Barca chiude il triangolo, Siclari passa col destro, ribattuto da Bovo, si lotta su questo pallone, Siclari passa e alla fine ottiene un buon calcio d'angolo che alla fine però non viene concesso. Allora Pepe va subito con la lunga gittata e Baldassarri non aggancia, palla sul fondo. Buona però questa fase della Lazio che sta prendendo in pugno la partita, sta provando a guidare la manovra soprattutto dal basso con Barca e Siclari. Adesso proprio le due duettano in zona Pantano. Baldassarri la tiene in campo in qualche modo, ottiene il massimo da questa situazione. Buona la rimessa per la Kickoff. 4:40 nel corso del primo tempo, 0-0 il risultato. Coppari arriva fino in fondo, mette il cross. Manieri anticipata, Gabi, dribbling pericoloso, palla persa, Siclari. Pantano, difficile l'aggancio, Pepe raccoglie, si ripartirà dal fondo per la Kickoff. Manieri, buono il dribbling, servita a Coppari dall'altra parte, Pantano su di lei, De Sousa ad attendere il pallone, Baldassarri aggancia a seguire, poi palla che deve essere scaricata all'indietro, commette fallo su di lei Barca, primo fallo di questo pomeriggio per Barca. E allora calcio di punizione per la Kickoff da zona molto interessante, perché da lì chiaramente può essere azionato uno schema. Baldassarri ha ottenuto la punizione voluta quando si è trovata in 2 contro 1. Adesso potrà andare lei direttamente a battere la punizione. C'è Riccardo Russo che dà indicazioni dalla panchina per Baldassarri e Gabi De Sousa. Sono loro due sul punto di battuta. Gabi parte col destro, buona la risposta di Monteiro, palla che resta lì in zona, l'ultima a toccare Gabi. E allora rimessa dal fondo per la Lazio, punizione abbastanza centrale, battuta da Gabi. E la Kickoff potrà riprendere da Manieri. Coppari, Baldassarri, Manieri aggressiva nel pressing Barca. Alla fine pallone gettato nel vuoto, rimessa dal fondo. Siclari si appoggia in avanti, palla che schizza in zona Coppari, brava ad allungare con la punta Gabi De Sousa col destro, centrale, Coppari corregge col destro 2 volte e alla fine interviene Monteiro. Sempre grande protagonista di questo avvio, Diana Monteiro, qua Gabi commettendo fallo.
allargato l'alettone. Semplice calcio di punizione e richiamo verbale per Gabi De Souza. 6 minuti andati via in questo primo tempo. Monteiro va in avanti, chiusura di Baldassarri che gioca d'anticipo e sbarra la strada a Masaro. Rimessa per la Lazio, si ripartirà da Barca. Siclari alla fine tocca con la punta, la numero 5 direttamente sul fondo, la kick-off può riprendere da Pepe. Giocatona per Gabi De Souza che se la alza. De Souza non può calciare, Siclari interviene e mette la palla fuori. Duetto di classe tra Baldassarri e Gabi De Souza. Coppari, a conclusione tentata dalla distanza da Jessica Manieri. Baldassarri con la punta rischiosa, Manieri corregge, Baldassarri deve allontanare questo pallone, Coppari fa quel che può, alla fine la palla termina fuori, rimessa per la Lazio. Entrata in campo Conticelli per la Lazio, adesso trova il pallone, poi la conclusione forzata da Masaro, palla direttamente sul fondo. Pepe riparte da Baldassarri, rischioso questo pallone per Coppari che se lo trascina direttamente fuori, forse il minore dei mali in mezzo al traffico, poteva rischiare la manovra la nuova giocatrice della kick-off. Conclusione tentata direttamente da Monteiro. Ancora pressing alto per la Lazio che riconquista immediatamente il pallone. Adesso andrà con Siclari alla battuta verso la porta. Conclusione che termina largamente a lato. Si riparte da Pepe, fase di gioco piuttosto bloccata. E allora chiamato il time out da Riccardo Russo, primo time out di questo pomeriggio per la kick-off che vuole vederci chiaro in un avvio di gara non semplice. Ci sono state diverse occasioni per la kick-off, soprattutto nei primi minuti con Gabi De Souza grande protagonista, ma soprattutto Monteiro, il portiere della Lazio, per adesso è stata superlativa nei suoi interventi. La Lazio ha risposto soprattutto in contropiede, poi riuscendo anche a conquistare metri interessanti e a rendersi piuttosto pericolosa in zona Pepe, e però non ha dovuto ancora effettuare nessuna parata nei primi 6 minuti e 59 secondi di questo primo tempo, bloccato ancora sul risultato di 0-0. Time out completato, la kick-off torna in campo, la Lazio riceve ancora le ultime indicazioni di Chilelli. Si riparte dal fondo con Pepe. Pantano rischia, poi Monteiro in qualche modo se la cava Barca, buona ripartenza per la Lazio. Coppari su di lei, Barca per Pantano, Conticelli a lottare, palla che resta lì, Baldassarri se ne libera in tempo, ripartenza non riuscita perché c'è lì Barca che calcia dalla distanza, ancora una volta Barca col sinistro. Pepe è entrata bene però in campo Conticelli a dare sostanza al numero 4 della Lazio. Entrata di fatto al posto di Masaro nella posizione liberata da Costa in avvio di partita per infortunio. Qui Baldassarri non aggancia il pallone col mancino d'esterno, la palla termina direttamente fuori. Monteiro, Siclari.
Conticelli, Siclari, Monteiro si alza per andare in verticale, Siclari aggancia per un attimo, alla fine Manieri la calcia via direttamente in fallo laterale. Monteiro pensa anche alla conclusione dalla distanza, Pepe deve impegnarsi per smanacciare in fallo laterale. Bella la conclusione dalla distanza del portiere della Lazio, protagonista anche in proiezione offensiva con questo tiro ben calibrato. Siclari alla battuta, Barca all'indietro, non può raccogliere, ripartenza per Baldassarri che sbaglia qui l'appoggio per Manieri. Resta possesso per la Lazio che sta aggredendo molto bene questo avvio di partita. Monteiro non può rischiare, forza la giocata, ripartenza per Pepe. Baldassarri pensa che al tiro della distanza, se la giusta sul mancino, calcia comunque, senza inquadrare lo specchio. Esce Baldassarri, rientra Bovo. Con calma, il pallone viene restituito a Monteiro. Barca, Siclari. Lancio in verticale per Barca, anticipata di testa. Manieri mette fuori. Barca alla battuta. Siclari a supporto, torna dalla 6, movimento letto in anticipo da Gabi De Sousa che ne ha di più, punta alla porta Gabi, deviato il tentativo, palla direttamente sul fondo. Siclari è intervenuta in scivolata su Gabi De Sousa, Gabi se l'è presa per la chiusura della numero 5, al limite il tentativo di Siclari, comunque regolare l'arbitro. Signora Carlotta Filippi a chiarire le posizioni e adesso va a far riprendere dal basso la Lazio. Ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo, il risultato è sempre di 0-0. La kickoff ci riprova con Coppari. E calcia centrale, Monteiro al rinvio, Pantano non riesce a far su il pallone. Pepe gioca d'anticipo, riparte da Gabi che prova a dare ritmo a questa fase lenta della partita. Gabi De Sousa, Coppari, contrastata, rimessa per la kickoff. 9 minuti e mezzo di questo primo tempo, di fatto kickoff e Lazio hanno mosso una pedina a testa perché la kickoff ha fatto entrare Baldassarri per Bovo che adesso è di nuovo in campo, lasciando in blocco le altre 4. Qui ci prova Manieri che trova una deviazione, quindi calcio d'angolo. La stessa cosa l'ha fatto la Lazio che ha mantenuto 4 quinti sempre in campo e ha fatto girare Costa, Mazzaro e adesso Conticelli in campo. De Sousa se la giusta per calciare, non era facile col pressing alto. Allora Monteiro va subito dall'altra parte, Gabi De Sousa a sbarrare la strada, rimessa per la Lazio. Buono il filtrante tentato per Pantano, chiusura di Arianna Bovo. Pepe a rimettere in movimento il capitano della kickoff. Arianna Bovo, Gabi De Sousa, dribbling riuscito, Barca su di lei, fallo e primo cartellino giallo di questo pomeriggio. Ammonita Barca nella Lazio dopo 9 minuti e 57 secondi. Punizione molto simile
quella battuta in precedenza da Gabi De Sousa. Questa volta Baldassarri torna in campo con Manieri a studiare lo schema per provare a sbloccare la partita. In due a sbarrare la visuale a Manieri, che va lì dietro per Baldassarri, offre a Gabi. Gabi se la porta sul destro, Gabi calcia e di poco non trova il gol del vantaggio. Bella giocata nello stretto della kick-off per liberare Gabi De Sousa. Potente il destro, di poco impreciso. Anche la Lazio chiama il suo time out. È una gara bloccata, almeno per adesso, al Parco Enrico Mattei di San Donato Milanese. È una gara ancora sul risultato di 0-0, una sola ammonita in questo avvio di partita. Cecilia Barca nell'ultima punizione calciata dalla kick-off che però ha sofferto nella fase centrale di questo primo segmento di partita, con una Lazio che ha preso piede e sta provando anche a rendersi padrona del campo con più occasioni create nell'ultima parte. Poi la Lazio ha sofferto solamente l'ultima conclusione di fatto di Gabi De Sousa di poco a lato. Momento di indicazioni condivise per i due allenatori, Riccardo Russo e Daniele Chilelli. Come detto, entrambi per adesso hanno mantenuto 4/5 dell'assetto iniziale in tutta la prima parte di questo primo tempo. Vedremo se ci saranno variazioni da qui all'intervallo in una gara che deve ancora essere sbloccata. Siclari rimette in movimento e in moto la Lazio. Va in verticale, Bovo chiude, Conticelli si accontenta di una rimessa per riprendere con calma. E qua però Conticelli di calma ne ha messa troppa e quindi controfallo, rimessa per la kick-off. Pallone restituito alla squadra di Riccardo Russo, che ripartirà adesso da Lodovica Coppari. Gabi sbaglia, poi riesce a correggere la traiettoria. Conticelli se la porta in avanti, chiuso il triangolo, Conticelli calcia col destro. Bella la risposta di Marianna Pepe, che scalda le mani su questo destro centrale ma molto potente di Conticelli. Siclari, Conticelli deve ricostruire dal basso, Monteiro riporta in avanti la Lazio, palla che esce sul tocco con la punta di Manieri, rimessa per la Lazio che ripartirà da Siclari. Monteiro, chiusura di Arianna Bovo. Monteiro prova a calciare dalla distanza, palla che resta in zona. Siclari, deviato anche questo tentativo. La Lazio però col pressing molto alto riconquista immediatamente il possesso e riparte adesso da Siclari. Scodellata in avanti questa traiettoria, Gabi De Sousa isolata, prova il primo dribbling, non riesce nel secondo. La Lazio riparte subito con Masaro, se la porta sul destro, Masaro contrastata da Manieri, rimessa per la Lazio. 8:54 all'intervallo e la Lazio che adesso sembra aver preso in mano la guida di questa partita. Barca prova a calciare direttamente in porta, trovando la deviazione di Gabi. Gabi De Sousa è da sola, punta alla porta, Gabi De Sousa. Monteiro ancora una volta decisiva, qui però Gabi
ci ha pensato troppo al momento del tiro, è arrivata impreparata alla conclusione, ha rischiato anche di farsi male sull'uscita repentina di Monteiro. Altra giocata in verticale di Monteiro, Coppari a mettere fuori. Nuovo possesso per la Lazio. Siclari, Barca, controlla, seguire, ripartenza per Coppari. In verticale Manieri, Coppari anticipata da Siclari che torna immediatamente sul possesso. Conticelli, Siclari, spinta da Bovo che riconquista il possesso per la kick-off. Coppari, servita in verticale, Coppari all'indietro per Manieri. Gabi De Sousa arma il destro, rimpallato, è semplice rimessa per la kick-off. Tentativo di Gabi De Sousa che comunque ritrova la rimessa. Già battuta per Manieri. Coppari prova a dare respiro alla manovra, adesso la kick-off. Dall'altra parte c'è Bovo, servita sul movimento. Si scambiano Manieri e Coppari. Si torna da Bovo che punta Barca. Bovo col destro, centrale il tentativo di punta del capitano della kick-off. Monteiro ha già rimesso in movimento la Lazio che riparte da Siclari. Conticelli sbatte addosso a Coppari, rimessa per la Lazio con Arianna Bovo alle prese nei calzettoni. Adesso si potrà riprendere. Risultato sempre di 0-0. Mancano 7:36 all'intervallo. Siclari, Masaro si gira, sbatte addosso a Coppari, conquista comunque una buona rimessa che alla fine però deve concedere alla kick-off. Masaro si è lamentata, viene richiamata quindi dall'arbitro Perona. Rimessa per Manieri. C'è da correggere il punto di battuta, Manieri deve ripartire direttamente da lì. E adesso va da Arianna Bovo. Vuole ritmo Riccardo Russo dalla sua panchina. Bovo in movimento. Manieri. Chiusa, rimessa per la kick-off. Entrata in campo intanto anche Erika Donadoni a toccare adesso il suo primo pallone per Bovo. Manieri. Coppari si gira nello stretto. Coppari. Monteiro ancora una volta superlativa. Palla che resta in zona e alla fine Conticelli si accontenta di lasciare per Siclari. Altro brivido per la Lazio. Altra grande risposta di Monteiro in una fase in cui la kick-off sta facendo fatica a trovare la porta. Prova però sempre Monteiro sugli scudi. Qua Siclari non può agganciare, rimessa dal fondo per Pepe. Movimento di Donadoni. Bovo va dall'altra parte. Manieri, Coppari torna dalla 10. Non sono ancora uscite dal terreno di gioco loro due, Coppari e Manieri. Bovo, Manieri anche con la suola a trovare Donadoni che però sbatte addosso a Barca. Rimessa per la kick-off. Giallo adesso per l'allenatore Daniele Chilelli. A muso duro davanti all'arbitro, ammonito quindi l'allenatore della Lazio Daniele Chilelli a 6:26 dall'intervallo. Donadoni, Manieri, sbaglia. Un pallone impossibile qua per Arianna Bovo. E sta mancando anche la lucidità nelle scelte alla kick-off
Si copre molto bene la Lazio, lascia pochi spazi, e quelli che la Kickoff ha trovato in questo primo tempo li ho visti annullati poi dagli interventi perfetti di Monteiro. Manieri chiude il triangolo con Donadoni anticipata. Coppari torna da Manieri, Donadoni agisce da Boa, torna all'indietro dove c'è Bovo che calcia di prima senza inquadrare lo specchio. Azione ben congegnata dalla Kickoff, che ha portato però a una conclusione direttamente sul fondo. Siclari, aggancio a seguire, chiusura di Coppare, rimessa per la Lazio. Conclusione di Masaro, viene deviata. E allora altro possesso per la Lazio. Siclari, Masaro calcia, deviazione e altra rimessa per la Lazio. Ha messo il piede Manieri. Indicazioni di Russo. Battuta la rimessa dentro l'area, l'uscita di Pepe che adesso vuole rilanciare Coppari in avanti. Coppari arriva in ritardo, Barca riesce a chiudere in anticipo. Rimessa adesso per la Kickoff. Donadoni un po' rischiare, Manieri confeziona questo possesso male, perché Donadoni era ancora al di là della linea e quindi la rimessa è immediatamente restituita alla Lazio. 5:26 all'intervallo, risultato sempre di 0-0. Sta continuando la sua partita la Lazio con un altro pallone che arriva sul fondo, deviato da Coppari. Ci ha messo la testa Ludovica Coppari, è stata decisiva perché sul tentativo di lanciare il pallone in area Monteiro aveva trovato una traiettoria velenosa che Pepe sembrava non aver letto. Calcio d'angolo battuto Barca con la punta, spreca con un pallone che termina direttamente sul fondo. Pepe riparte da Bovo. Manieri torna da Bovo, Coppari torna dal capitano De Souza, movimento di Bovo, Coppari l'ha vista. Manieri prova a chiudere il triangolo, Barca in anticipo all'indietro per Monteiro che con un brivido se la cava sul pressing di Bovo. Rimessa per la Kickoff che sta provando adesso a tornare in proiezione offensiva. Manieri pronta alla battuta dentro l'area. Bovo a supporto Gabi e Coppari. Gabi calcia, ottiene metri, riparte battendo subito per Manieri che forza il sinistro e trova la bella risposta di Monteiro. Semplice rimessa, la Kickoff quando però trova lo spazio per calciare non ci pensa due volte. Ci ha provato in questo caso la numero 10 che adesso è pronta alla battuta. Manieri da ricollocare correttamente il punto di battuta, va dentro con la punta e Coppari liscia la soluzione dell'1-0. Non è arrivata Ludovica Coppari al tapin vincente. C'è stata una deviazione che ha tratto in inganno il movimento della numero 8 della Kickoff che adesso va alla battuta, vuole restituire il pallone a Manieri, va invece dentro con deviazione, riparte la Lazio in velocità. Masaro va dentro, deviazione con un braccio e cartellino giallo per Manieri. Ammonita la numero 10 della Kickoff che è intervenuta con la mano. Giallo per Manieri dopo 15 minuti e 24 secondi di questo primo tempo.
Pantano lascia il campo, entra con la numero 11 Ruffini, si mette lei sul palo di competenza di Pepe. Barca e Siclari a studiare la traiettoria, andrà Siclari col destro, uno schema azionato in area, Masaro compie un movimento opposto, la palla termina direttamente a lato, Coppari riparte adesso la kick-off, Bovo se la porta sull'esterno, Siclari ha letto il movimento, poi Bovo riesce a passare in qualche modo, Monteiro ancora una volta decisiva, rimessa per la kick-off che ha sfondato in questo caso con Arianna Bovo a tu per tu con Monteiro. Manieri, Bovo, Coppari, movimento di Gabi De Souza che prova a passare, poi ottiene nulla perché ha toccato lei per ultimo il pallone e quindi rimessa per la Lazio. Monteiro, calcia in avanti, Coppari, un flipper pericoloso che Pepe risolve, prova a calciare subito in porta forzando il tentativo direttamente sul fondo, rimessa per Monteiro che ripartirà direttamente dalla sua area di competenza con Siclari ad attendere il pallone, entrati negli ultimi 4 minuti prima dell'intervallo, risultato sempre di 0-0 tra Kick-Off e Lazio qui a San Donato. Pantano, Masaro, dribbling non riuscito, Coppari ci mette la punta e adesso rimessa per la Lazio in proiezione offensiva. Masaro calcia, deviazione e alla fine si torna direttamente da Monteiro, tutta schiacciata la kick-off all'indietro, ripartenza per Coppari, c'è libera Manieri, Coppari viene chiusa da Siclari, anche da terra lotta Coppari, alla fine è Siclari ad avere la meglio. Monteiro spreca, Pepe dall'altra parte corregge la traiettoria, si fa sentire adesso il pubblico di San Donato, entrati negli ultimi 3 minuti di questo primo tempo. Baldassarri rientrata in campo, cerca e trasmette per Gabi De Souza, linee centrali, va in orizzontale dove c'è Manieri, Baldassarri col sinistro, ha cercato la porta, non l'ha inquadrata, rimessa dal fondo. Monteiro va in avanti, Bovo vuole tenerla in campo, alla fine allontana la minaccia restituendo di fatto direttamente a Monteiro. Altra lunga gittata, Masaro non controlla, Pepe alle spalle, ottiene il possesso, Manieri fa ripartire la kick-off con Coppari, movimento di Manieri a tagliare, Baldassarri larga, prova a chiudere il triangolo con Manieri, non passa il pallone, Barca gioca d'anticipo solo per un attimo, Bovo interviene sul pallone, poi viene chiusa la strada da Pantano, brava a lottare, a ottenere il possesso, ma non riesce a mantenerla in campo la numero 2 della Lazio che qui si lamenta, voleva la rimessa laterale, viene ammonita. È nervosissima Pantano che viene ammonita a 2:17 dall'intervallo, ammonita anche lei. Coppari, Baldassarri si fa vedere in avanti, Bovo attende il pallone, Manieri allarga dove c'è Coppari, va con il destro, Coppari torna all'indietro, Manieri, Baldassarri, finta, calcia col sinistro, Monteiro, ancora lei in calcio d'angolo, Bovo vorrebbe battere subito, Baldassarri va col sinistro, palo pieno, Coppari, Manieri, calcio d'angolo, si salva la Lazio, palo pieno di Baldassarri,
grande conclusione ad incrociare dalla distanza. Si resta 0-0 a 1,51 dall'intervallo. Sempre Baldassarri, la tiene bassa, Bovo, palla in campo e allora la Kick-Off può ragionare, palla al piede all'interno di questi ultimi 2 minuti del primo tempo. Ha avuto una clamorosa occasione alla Kick-Off centrando il palo con Baldassarri. Manieri, Pantano su di lei, Manieri prova a passare, Pantano la sfida, alla fine riesce a tenere botta. Baldassarri, Manieri, passa col filtrante, troppo lungo e Monteiro ripartirà direttamente dal fondo. 77 secondi all'intervallo. Siclari torna in possesso la Lazio dopo una fase in cui è stata messa alle corde dalla Kick-Off. Col tacco Bovo ottiene il possesso facendo rimpallare questo pallone vagante sulla gamba di Barca. Baldassarri gioca anche con la suola, all'indietro per Bovo per liberarla anche al tiro. Non c'è spazio allora Manieri, solo per un attimo Bovo per allontanare anche il pericolo di ripartenza. Rimessa dal fondo Monteiro, Siclari, lanci in avanti, Pantano non può arrivarci, rimessa per la Kick-Off. 45 secondi all'intervallo, Bovo a gestire uno degli ultimi possessi di questo primo tempo, risultato sempre inchiodato sullo 0-0. Qualche minuto fa però la Kick-Off ha colpito il palo pieno con Baldassarri. Bovo però ad andarsene, rimessa per la Kick-Off sul tocco di Conticelli. Ritmo veramente basso in questa fase, anche frammentato dalle varie rimesse. Baldassarri prova a passare con Manieri che va in verticale, Coppari se la allunga e palla sul fondo. 21 secondi, c'è ancora tempo per la Lazio per provare a rigettarli in avanti. Pantano non passa, Coppari, gioco di gambe della numero 8 che alla fine ottiene un preziosissimo calcio di punizione in una zona del campo pericolosa. La Kick-Off potrà muovere il possesso con ancora 13 secondi a disposizione. Andrà Manieri direttamente verso la porta, Barca a controllare, Pantano all'indietro, Siclari è rimessa per la Kick-Off. Adesso si fa sentire il pubblico di San Donato in quella che potrebbe essere di fatto l'ultima occasione del primo tempo, con Bovo pronta sul punto di battuta. Baldassarri calcia verso la porta, se ne ritrova Monteiro che decide di svirgolare questo rinvio in zona Pantano, lo tiene in campo il pallone. È l'ultimo di questo primo tempo, risultato di 0-0 tra Kick-Off e Lazio. Si va a riposo senza reti. Noi ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa qui da San Donato.
Pronti per iniziare la ripresa qui a San Donato, si riparte dal risultato di 0-0. È un risultato inchiodato quello tra Kickoff e Lazio, in un primo tempo che ha avuto diverse occasioni, tantissime per la Kickoff, che ha centrato anche un palo con Baldassarri. La Lazio ha risposto presente ma senza mai mettere in grande difficoltà Pepe. Adesso si è pronti a ripartire per questa quinta giornata. Al via la ripresa col possesso per la Kickoff. Gabi De Souza ottiene subito la prima rimessa. La Kickoff riparte da Arianna Bovo. Gabi, Coppari ad imbastire una nuova azione per le All Blacks. Ottengono la rimessa adesso con Manieri. Si è vista nel corso del primo tempo la numero 10 della Kickoff, creando anche alcuni pericoli. Qui calcia col sinistro senza trovare lo specchio della porta e andrà. Ripreso il gioco direttamente dal fondo con Monteiro, la grande protagonista del primo tempo, con almeno 5 interventi decisivi su Gabi e Arianna Bovo. Ha fatto sicuramente la differenza. Manieri, Gabi passa, poi la chiusura di Masaro. Allora la Lazio riparte con Siclari. Kickoff che è ripartita con lo starting 5 del primo tempo, con Pepe in porta, Bovo, Manieri, Gabi e Coppari. Manca oggi Bruna Borges solamente in panchina. Vedremo se ci sarà uno spazio a disposizione per lei, non al meglio, in questo pomeriggio di San Donato. Coppari prova a passare, Conticelli la strattona ma ottiene il possesso commettendo fallo. È il primo di questa ripresa commesso da Conticelli, punizione. Punizione per Baldassarri. Calcia in porta in due tempi. Monteiro disinnesca la soluzione della distanza e adesso Coppari libera così il tentativo di contropiede della Lazio. Gabi ripresa ancora una volta dall'arbitro Perona. Atteggiamento così insofferente di Gabi De Souza, che insieme a Siclari viene richiamata in questo caso. Rimessa per la Lazio, è iniziata la ripresa da 1 minuto e mezzo, il risultato è ancora di 0-0 qui a San Donato. Prova a chiudere il triangolo in velocità, in questo caso Barca. Ripartenza con Pepe, Bovo e possesso per la Kickoff. Coppari, Manieri, se la porta sul sinistro, poi allarga, chiusa nel tentativo di dribbling da Barca, che adesso strappa verso la porta. Barca trova il filtrante e la chiusura di Pepe. Prima grande occasione della Lazio in questa ripresa. Mostruosa Pepe in uscita sul tentativo di Siclari. È proprio Siclari da andare dentro, Coppari se la allunga, la palla però esce. E la rimessa è per la Lazio, che ha risposto dopo un avvio timido. Siclari adesso va alla battuta con Barca,
che con la punta ha provato ad alzare questa traiettoria. Pepe colpo di testa tentato da Masaro e sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto con Masaro che prova con la punta e adesso ripartenza tentata dalla kickoff. Bovo, Manieri, Gabi, non passa, Bovo torna in possesso. Alla fine però la rimessa sarà per la kickoff. Deviazione sul tentativo dalla distanza di Gabi De Souza. Calciata con la punta da Manieri e adesso rimessa in favore della Lazio. Monteiro alza la traiettoria, col petto provato l'anticipo Masaro, l'uscita della kickoff. Bovo, si è fatta male Gabi De Souza sul tentativo di recupero, adesso si riprende. Coppari prova a dare ritmo adesso alla ripresa della kickoff. Bovo, c'è Gabi in area, adesso prova a farsi vedere. Coppari a raccogliere questo pallone perso da Arianna Bovo. Gabi De Souza ondeggia per trovare il momento buono per andare in dribbling, se la porta sull'esterno, passa in qualche modo Gabi, deve però tornare all'indietro dove c'è Manieri. Commesso fallo, in questo caso da Conticelli. È zoppicante Gabi De Souza che lascia il campo in questo momento per Baldassarri. Calcia questo pallone dentro l'area. Bovo alla fine ottiene una buona rimessa. Coppari dalla distanza non riesce a inquadrare lo specchio e allora rimessa dal fondo per la Lazio, che con estrema calma in questa fase in cui sta anche soffrendo le iniziative della kickoff riparte dal basso costruendo con Barca. Siglari, Coppari interviene in anticipo, si getta in mezzo al traffico, passa da Arianna Bovo. Manieri sterza, incrocia, trovata Coppari. Bovo sbatte addosso al tentativo di uscita di Conticelli, che alla fine aggredisce, trova il pallone, calcia con la punta Barca, cestina sul fondo. Grande occasione qui per la Lazio, il secondo tentativo pericoloso di questa ripresa. Ha sbagliato tutto da pochi passi Barca sul tentativo di Conticelli, ben letto invece da Pepe. Bovo allarga nuovamente, trovata Coppari con la punta. Manieri trova la risposta di Monteiro. Siglari in slalom, uscita della kickoff con Bovo che prova ad andare in zona Baldassarri. Si riparte da Coppari, 5 minuti andati via nel corso di questa ripresa, risultato che per adesso non si sblocca, è sempre 0-0 qui a San Donato tra kickoff e Lazio. Bovo, Manieri,
finta a sinistro, angolato e poi ci mette una pezza Pantano in anticipo su Ludovica Coppari che si dispera. È stata bravissima anche in questo caso Monteiro a metterci le mani. Angolo battuto male dalla kick-off, Bovo protegge e alla fine ottiene una rimessa. Coppari, Baldassarri, Baldassarri, Coppari, non aggancia qui Baldassarri. Pepe a mettere fuori. Questa era rimessa Siclari, Monteiro con il piatto direttamente sul fondo. Sarà Pepe a rimettere in gioco per Bovo. Altro ritmo sicuramente in questa ripresa. Le due squadre stanno provando a sbloccare il risultato. Coppari, dribbling non riuscito. Uscita buona questa volta della Lazio con Siclari. Buono il dribbling nel vuoto, Siclari riesce ancora una volta a mantenere il pallone. Pantano, chiusa da Bovo. In avvio di ripresa subito. Un time out chiamato dalla panchina di Chilelli. 6 minuti e 38 secondi trascorsi all'interno di questa ripresa. Il risultato non si è ancora sbloccato. La Lazio ha trovato però un paio di occasioni interessanti. Una in cui è stata grande protagonista Mariana Pepe, l'altra in cui Barca non ha centrato lo specchio da distanza ravvicinata, molto ben posizionata, ha calciato con la punta direttamente sul fondo. È una kick-off invece che prova sempre a fare la partita, ha costruito le sue occasioni, per adesso non ha però sbloccato il risultato, con Monteiro brava a rispondere presente anche in questa ripresa con un bel intervento sul diagonale di Baldassarri. Cross che arriva, Pantano anticipata, Baldassarri raccoglie, Manieri in difficoltà, deve spedire sul fondo. Pantano. Gabi. Provata libera dall'altra parte Coppari, gran chiusura di Siclari. Coppari
prova a passare col diagonale e palla fuori dall'altra parte, rimessa per la Lazio. Pantano varca, torna dal numero 2, Pantano qua sbaglia l'appoggio, rimessa per la kick-off. Si gioca sempre con lo stesso pallone qui a San Donato e questo chiaramente non dà il ritmo alla ripartenza anche degli All Blacks. Gabi, Coppari, Baldassarri, se la porta sull'esterno, poi di tacco per Manieri. Coppari dall'altra parte detta una buona linea di passaggio, poi torna dalla 10. Manieri, Baldassarri, movimento a rientrare, Baldassarri chiusa in fallo laterale. Gabi calcia, tentativo murato, Pantano con un'uscita così così, va a restituire il possesso alla kick-off. Baldassarri, Gabi, Coppari, Coppari trovata in verticale, conclude con il pallone direttamente sul fondo. Uscita di Pepe, anticipata anche da Coppare sul tentativo di Montero di innescare il movimento di Pantano. E allora Siglari andrà alla battuta. A incrociare Gabi, calcia dalla distanza, Montero presa di sorpresa, riesce comunque a proteggere con lo sguardo questa traiettoria. Uscita di Pepe, le manoni di Pepe a mettere lontano questa minaccia. Siglari pensa anche al tiro dalla distanza, poi ci prova. Murato da Gabi De Sousa che in uscita se ne va in sombrero. Gabi, palo, palo di Gabi De Sousa che a tu per tu con Montero ha trovato il secondo legno di giornata per la kick-off. Tutto bellissimo nell'azione di Gabi De Sousa. Sombrero in ripartenza e palo pieno sull'uscita di Montero. Siglari e adesso Montero. La Lazio torna in avanti con lancio per Coppari che prova anche a dettare un tiro dalla distanza. Impossibile, Montero ripartirà dal fondo. Siglari, Conticelli, Siglari, Coppari, Manieri, Baldassarri, non trova appoggio per Coppari. Tentativo dalla distanza, un Pantano che non può agganciare questa silurata di Montero dalle retrovie. E allora la kick-off può ripartire con Baldassarri. Ci avviciniamo anche alla metà della ripresa e per adesso nessun gol tra kick-off e Lazio. De Sousa può agganciare, prova ad andare in dribbling, alla fine tiene una semplice rimessa. Siglari sul tocco di De Sousa. E Coppari l'ultima a toccare. Monteiro pensa al tiro. C'è stata deviazione sulla conclusione dalla distanza di Montero e quindi calcio d'angolo per la Lazio.
Cross che arriva, Pantano la tiene in campo per il controcross che arriva adesso. Barca anticipata con la punta da Coppari. Lazio si accontenta della rimessa. Cotticelli, Monteiro alza la traiettoria, Coppari direttamente in fallo laterale. Canovaccio della gara adesso abbastanza chiaro, la kickoff si sgancia in fase di pressing, tutta copertura nella porta di Pepe. Lazio ci prova adesso con questo cross, Pantano di testa, palla che resta pericolosa in area, Coppari la porta via dal traffico molto bene, non riesce però a sfondare. Siglari, Monteiro prova il tentativo forzando il destro, nessun pericolo in questo caso per Pepe che potrà riprendere dal basso muovendo per Arianna Bovo. Gabi De Souza, Manieri, buone le finte, passa su Pantano che poi alla fine si ritrova il possesso. Pantano in dribbling, non riuscito Gabi a mettere un po' d'ordine. Il tocco di Pantano, giallo per Gabi. Simulazione e quindi giallo per Gabi De Souza dopo 10 minuti e 44 secondi. Si è molto arrabbiata Gabi su questo tentativo di dribbling, è terminata lei a terra. Pantano non ha commesso fallo e sul taccuino dell'arbitro ci finisce il nome di Gabi. Uscita sbagliata, ripartenza per Manieri che pensa anche alla porta. Manieri, si è spenta l'opportunità, Conticelli ricattura il possesso e calcia direttamente sul fondo. E serve adesso per forza di cose un altro pallone per la kickoff per ripartire. Manieri, in possesso per Bovo, si muove Coppari, servita sul movimento. Gabi De Souza si allarga per concludere, ci prova col destro, poi Gabi è l'ultima a toccare ma la palla era già uscita. Barca aveva provato ad accelerare la ripartenza della Lazio, forse il primo caso in cui la Lazio sembrava veramente interessata a ripartire subito nella rimessa. E per la kickoff Gabi calcia, ha ribattuto il tentativo. Bovo, Gabi col destro, palla che si spegne direttamente sul fondo. Masaro in verticale servita sul movimento Coppari, spallata regolare, rimessa per la Lazio. Fallo, rimessa quindi per passa Bovo su questo tentativo di dribbling con uscita. Coppari, chiusa la linea di passaggio dettata da Gabi De Souza. 8 e 11 alla fine, nessun gol per adesso a San Donato.
2 pali però colpiti dalla kick-off, uno nel primo tempo con Baldassarri e uno invece nella ripresa con Gabi De Souza in azione solitaria. Lanciata verso la porta. Manieri. Coppari. Torna dalla 10. Duetta ancora con Coppari. Trovato il movimento di Bovo che incrocia. Siclari non ha toccato e quindi la rimessa sarà per la Lazio. Siclari però nel tentativo in scivolata si è fatta male. Crampi per lei che si rialza in questo momento. Possesso per la squadra di Chilelli. Monteiro, colpo di testa tentato da Mazzaro sul lancio di Monteiro. Adesso possesso per la kick-off. Bovo. Trovata Manieri. Coppari può andare in verticale, si inserisce Coppari, arriva fino in fondo Coppari, finta, entra in area, Coppari dentro per Bovo e poi Manieri non riesce a trovare la soluzione per tirare dalla distanza. Siclari, ottima chiusura, sta zoppicando la numero 5, esce per cedere il posto a Pantano. Buona occasione costruita da Coppari sulla catena di destra. Adesso di nuovo Coppari, viene chiusa la rimessa per la Lazio. Barca in possesso, Monteiro a rilanciare in avanti la Lazio. Chiusura di Coppari, solita giocata di questa ripresa della Lazio che con tutta calma riprende da fermo con Pantano. Monteiro pensa anche al tiro, trovata la deviazione in calcio d'angolo, ci ha messo le mani Pepe e sarà un nuovo possesso per la Lazio. In questo modo sta anche un po' spegnendo i tentativi della kick-off di questa ripresa. Angolo per Pantano che calcia dentro con deviazione. Passa in vantaggio la Lazio, Mazzaro. E dopo tanta sofferenza la Lazio passa in vantaggio. Mazzaro a 6:50 dalla fine sblocca la partita, è 1-0. Adesso per la kick-off è tutto in salita, una partita gestita bene ma mai sbloccata. Adesso servirà qualcosa in più. Bovo sull'uscita di Maniero andrà a battere lei il calcio d'angolo lasciato poi per Manieri. E chiaramente per la kick-off adesso serve accelerare un po' il ritmo, l'intensità di questa partita, rimasta sempre molto equilibrata. Uscita di Pantano, Siclari va con la punta, è rimasta a terra, c'è fallo nel calcio di punizione per la Lazio. Siclari ha ricevuto un pestone da dietro da Gabi De Souza. Adesso la Lazio chiaramente che già prima di siglare il gol aveva tutta l'intenzione di gestire il cronometro. Adesso con calma va a spezzare il ritmo ripartendo dal basso. Monteiro, solito schema, ripartenza per Gabi che porta la giocata. La kick-off dovrebbe ormai aver capito che su questi lanci di Monteiro diventa impossibile riproporre qualcosa di interessante. Di fatto la kick-off si trova a restituire immediatamente il possesso, come in questo caso con Gabi. L'ha fatto diverse volte all'interno della ripresa su una palla persa cestinata in calcio d'angolo. La Lazio è passata in vantaggio, si riprova qui con Siclari. C'è stata una deviazione di Gabi e adesso l'inerzia della partita è tutta in favore della Lazio, che sembra aver preso in mano la partita grazie a un episodio, un calcio d'angolo che ha sbloccato il risultato. La kick-off è sotto nel risultato a 6:23 dalla fine. Siclari va dentro, conclusione di Barca che va vicinissima al raddoppio del vantaggio. Bovo
allarga Manieri con la suola, passa in qualche modo Manieri, chiusa col tentativo di dribbling e poi alla fine è Pepe a dover raccogliere il possesso. Buona uscita per Barca che lascia lì però il pallone. Allora rimessa che sarà per la kick-off. Bovo, inclusione, impennata, Pantano di testa in calcio d'angolo. Incrociato questo tentativo di Gabi De Sousa, palla uscita. E qui Gabi deve metterla direttamente in fallo laterale. Angolo battuto, si prova di testa Masaro che sta decidendo almeno per adesso la partita. Una girata in area di rigore letale per sbloccare il risultato. Adesso la kick-off gioca con Bovo come portiere di movimento e chiaramente adesso vuole schiacciare la Lazio tutta nella propria metà campo. Coppari, movimento a rientrare, Bovo a correggere la traiettoria per Manieri. Coppari, provata Gabi, Manieri, Bovo, Manieri, calcia, deviazione, Coppari! Ha pareggiato la kick-off con Ludovica Coppari al primo gol in maglia All Blacks, è 1-1. Segna Coppari, ristabilita la parità a 4:40 dalla fine. 1-1. Da ripetere adesso la ripresa del gioco. Aveva sbloccato Masaro, ha pareggiato Coppari in mischia, cogliendo subito vantaggio dal portiere in movimento. La kick-off ha raddrizzato questo pomeriggio a San Donato. Adesso Gabi forza nuovamente la giocata trascinandosela fuori. Monteiro, Coppari, mette a terra, Gabi subisce fallo e calcio di punizione. Possesso per la kick-off. Adesso l'opportunità chiaramente per la kick-off è cercare di completare questo tipo di rimonta. La prima a fondo con il portiere in movimento, ha tratto subito grande vantaggio la squadra di Riccardo Russo che adesso torna a manovrare con Manieri messa in difficoltà. Qui Masaro in pressing, la rimessa sarà per la kick-off. Masaro, lungo in porta, Pepe ha provato a bloccare questa traiettoria trascinandosela però direttamente sul fondo e allora nuovo corner per la squadra di Chilelli. Corner calciato verso l'area di rigore, Coppari a chiudere, Manieri ad allontanare la minaccia.
Masaro di testa, questa volta blocca a terra Mariana Pepe. Coppari, movimento in verticale, Gabi De Sousa scivola ma ottiene comunque una buona rimessa. 3:27 alla fine di questo pomeriggio qui a San Donato. Il risultato è quello di 1-1. Aveva portato in vantaggio la Lazio in girata da calcio d'angolo Masaro. Ha risposto Coppari, che qui compie tutt'altro movimento rispetto a quello richiesto da Manieri. Riconsegna il possesso alla Lazio. Monteiro, altra palla invitante in area, Coppari la rilancia più lontano che può. Monteiro, altro lancio ben calibrato, Pepe se la ritrova, adesso lancia nel vuoto, un movimento di Coppari che arriva in netto ritardo. E allora Monteiro riprende con un altro lancio dei suoi. Gabi con l'esterno, Baldassarri non può arrivare, rimasta a terra adesso Gabi De Sousa, il gioco è fermo. Si è ripresa Gabi De Sousa, tra pochissimo riprenderà anche la partita. Review per Monteiro, lancio lungo, Gabi De Sousa a staccare in anticipo Siclari ad accompagnare in fallo laterale. Lancio lungo, copertura di Manieri, la palla resta in campo, Baldassari, buono il dribbling, da respiro alla manovra. Gabi con l'esterno ha cercato il movimento di Manieri. Gabi, Coppari, altra rimessa già battuta, Coppari ci prova col diagonale, palla direttamente sul fondo, è rimasta a terra però una giocatrice della Lazio, quindi gioco fermo. Gabi buona uscita della Lazio, palla che termina direttamente sul fondo. Tentativo non bloccato in questo caso da Monteiro. Gabi De Sousa arma il destro, palla che termina direttamente sul fondo.
Colpo di testa tentato De Sousa, calcia, altra bella risposta di Monteiro. Cross che arriva, Monteiro calcia dalla distanza direttamente in porta, scavalcata la traversa di Pepe. Monteiro, ultimi 60 secondi, risultato di 1-1. Baldassarri, chiusura, Gabi, c'è fallo. E punizione per la Lazio che torna a respirare a 49 dal fischio finale. Monteiro calcia verso la porta, Coppari di testa, allontana la minaccia, altra rimessa, 44 alla sirena. Atteggiamento della Lazio che non è mai cambiato né sul risultato di parità né chiaramente di vantaggio, sempre un grande calma ad impostare qui Coppari, ondata All Blacks, Coppari può andare dall'altra parte, ci ha messo troppo, ne approfitta Barca. Baldassarri a gestire uno degli ultimi possessi, Manieri, Gabi, De Sousa, spalla alla porta, deve trovare un'idea adesso la kick-off, Gabi, forza il dribbling, non è giornata per questo tipo di tentativi e la palla scivola in fallo laterale, rimessa e possesso per la Lazio a 28 dalla fine. Monteiro, calcia in porta, Pepe raccoglie un pallone pericoloso, Gabi all'occasione di calciare, Monteiro si fa trovare pronta, ben appostata davanti alla propria porta, lontana anticipata, Pepe, forse l'ultima chance per la kick-off, 8 secondi, Baldassarri deve andare verso la porta, 4 secondi, deve calciare Baldassarri che adesso forza la giocata, Monteiro finisce 1-1 tra kick-off e Lazio. Alla fine termina con un pareggio, una bella partita giocata da entrambe. Alla fine la kick-off si deve accontentare di un solo punto contro una Lazio che era passata in vantaggio e poi non è riuscita a strappare la vittoria finale. Con le immagini che vi giungono da San Donato io vi saluto, buona serata e a risentirci da Marco Pagano.